leva la tua presenza con questo. Provaci. Se sei vicino a noi, dici dammi, prova con lo Spirit Board. L'avete già fatto. Quindi se c'è qualche entità avvicinatevi allo Spirit Board. È più difficile, lo so. Guarda cosa ti ho portato. Li riconosci? Li riconosce. Te li ho messi sull'altare. Va bene? E siamo sul banco. Vai. Dove andiamo? Dove devo andare? Mi dici dove devo andare? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo riportare le sigarette al suo posto? Dove le abbiamo trovate? Non ci abbiamo dato le risposte. Cosa ha detto? Tutto il rumore sta. Se sembra un rumore tipo il bicchiere che sbatteva. Vuoi anche la bella? È il 7. Vuoi il caffè? Te lo porto, Porta. Porta il caffè, porta la borsa fuori. Qua. Eh? Vai. Io porto il caffè. Sto andando a prendere il caffè, sei sicuro di volerlo? Sigaretta e caffè. Vai. Vai. Facciamo una bella bomba chiuci. No, è così. Che banco sì mi ha detto. Ah. Cosa ha detto? Mi stanno andando a prendere il caffè. Ha sbuffato. Quindi, cosa volete dirmi? Perché non vi pare esatta? Noi siamo qui per comunicare con voi. Lo so che siamo tutto il giorno qua. Siamo tutto il giorno, però è sempre bello avere una comunicazione come le ultime. Una bella conferma che qualche anomalia c'è. Stanno andando a prendere il caffè. Quindi riuscite a farmi che siete ancora qui? Grazie. Queste sono le prove che mi piacciono. Insomma, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Eccolo qua. Sei contento? Vediamo cosa ha portato. Ti ha portato il caffè. Risposta. Sì, è contento. Adesso il caffè te lo lasciamo qua, così te lo puoi. Non ti arrabbiare se rimane il bicchiere dopo, È qua, per te, vicino alle sigarette. Alle tue sigarette. Spegni la luce. Lo senti l'aroma? Grandissimo. Spero che sia il tuo gradimento. Mi fa. Guarda, che freddo che c'è entrato qua adesso. Lo so. No, non c'era più. No, lo so. È qui. È qua. Ti ringraziamo. Gabi, se ti metti qua ci sto io. Quindi ci sei tu. Sì, attento. Come sempre. Oh, yeah. Come le ho preso il caffè mi è stato freddo nel cuore. Allora, il caffè può essere anche un segno di prendere energia. Quindi allora, è una cosa di buon auspicio. Sì.
Il caffè ti ricordo che mi è capitato, adesso lo raccontiamo anche a lui, Vai. in un paese, quando ho accompagnato una persona che è venuta a mancare, di buon auspicio mi hanno regalato un caffè e lo zucchero sempre. Tu lo sapevi questa cosa? Questa tradizione, anche da voi c'è già così. Questa usanza. Sì. Sì. Ok, è sempre il buon auspicio. È cambiata la temperatura a livelli allucinanti, grazie. Sei tu? Sei vicino a me? Mi stai seguendo il freddo? Magari riesci a fare. No. E chi è? Riesci a dire il tuo nome con l'EcoBox? Noi non siamo venuti qui per mandarti via, lo sai. Siamo qui per comunicare con te. E poi ognuno si prende le sue strade, ognuno si dice ok, quello è bravissimo. Noi siamo solo qui per dare voce a voi. O visualizzare la vostra energia, comunicare le esperienze, quando siete morti, di cose. Per far capire che oltre a questa vita fisica dopo c'è qualcos'altro. Però ancora noi umani di questa dimensione fisica non l'abbiamo capita e quindi siamo qui per trovare a livello scientifico delle prove e queste che ci state dando col K2 è una prova, anche se minima, ci ha fatto piacere. Sì, Più o meno. sì, il capo si è illuminato, grazie. Però EcoBox un po' in silenzio, siamo rimasti... Sì, ma sta parlando col K2, perché come ho detto grazie si è illuminato fino all'arancione. Sì, ma siamo soli. Guarda ancora. Questo qua sempre. Sì, sì. Siamo da soli, siamo rimasti Noi tre. noi tre. Perché anche l'EcoBox è in silenzio. E questo è bellissimo. Grazie della conferma. Perché ci stai emanando questo freddo? Vabbè, no, freddo è perché lui, insomma. Sì. E sei molto vicino a noi? Sei vicino a Gavino? O sei vicino a tutti e due? Non sei spostato, non differente, sei in giro per la chiesa. Sì. Stai controllando le apparecchiature? Oh, ma se è illuminato altre cappelle, non so. Però oggi è anche una bellissima serata. Boh. Vabbè, non la vedi allora. Sei di fronte a noi? Infatti si è illuminato anche la il K2. Sì. Sì. Grazie. Sì. Sì. Vicino al caffè allora. Mi fa molto piacere, sono contento. Appoggio centrale. Sì. Riesci con l'EcoBox a dirci se ti stiamo dando fastidio? No, non mi stiamo dando fastidio. Vabbè, non mi stiamo dando fastidio, stiamo comunicando. E chissà quanto tempo non comunicavi. Noi diamo voce a voi, anche con la strumentazione. E questo mi fa piacere. E qui. Grazie. Sei vicino a me. Vedo che stai prendendo confidenza con tutti, con 2K2. Grazie, adesso sei qua. Quando prendono mano capiscono. Però sei vicino alle sigarette E al e caffè. al caffè. E illuminate K2. Vuol dire che... È di tuo gradimento. Sì, grazie. Grazie.
Vuoi dirci qualcos'altro? Vuoi dirci qualcosa con le comics? Ci riesci a dirci cosa vuoi? Anche una parola basta. Significativa. Non vuoi dirci niente. Non vuoi dirci niente, Vediamo un po'. In che struttura ci troviamo? Riuscite a dirlo con la tua voce? Cos'era questa prima? Mi confermate che era una chiesa col cappellone? Vedete che questa è una chiesa? Un po' abbandonata, ok. Sì. Un po' abbandonata, lasciata un po' a sé. Dopo la rivolta del 1969. Eri presente all'evento? Eravate presente qualcuno qui all'evento del 1969? Sì. Comunque, se mi ricordo bene, come hanno illuminato il K2, confermava anche la loro. Uno negli anni 80 ha ricevuto, hai visto? Sì, uno morto a 50 anni. E quindi nel 69 voi siete stati qui presenti all'evento in cui il popolo ha vinto contro lo Stato italiano. Eia! Quindi in cui il popolo ha vinto contro lo Stato italiano. Eia! Era una rivolta pacifica? Oppure qualche sfrazio c'è stata di qualche rivalità, qualche blocco? C'è stato qualche blocco magari da parte dei militari? Però voi siete andati pacificamente, bambini, donne, anziani, tutti per un unico scopo. Stavo per dire, per prevalere i vostri diritti, per portare l'orgoglio del vostro paese, della zona. Questo mi fa molto piacere. E ci stanno confermando tutto, tutto ci stanno confermando. Che questo posto è un posto importante, non per solo voi, ma per tutta l'Italia. E vi ringrazio, anche se avrò molta gente che mi dirà contro queste cose qui, dell'anomalia e tutto quanto, ma per me sono con voi. E questa è la dimostrazione. Grazie. Sì. È lì. E poi è qui. Poi mi sento orgoglioso, Porca troia. Sai che siamo molto contenti di oggi di aver parlato con te, con voi, con voi. perché avete dato sì e fatto capire che la storia di qua è importante. A parte il posto che è lasciato andare, però la storia in sé ha un suo fascino, ha una battaglia, una rivolta che sembra piccola ma è grande per la popolazione, per l'Italia. Bellissimo. Bellissima risposta. Quindi, tanto di cappello. Tu hai lo scoperto su sardo?
che comprende di aprile. Non vedi, la risposta io c'è una parola nel tuo box in saldo. Ti basta io. Ehi, va bene. Dei due esempi, Boise. Di dove si è detto? Ma lui non parla, sa. Lui è uno come noi. Vabbè. Grazie. Dimmi come basta. Sì, no, ma esatto, vi ringraziamo. Concludo qui le nostre indagini. Non mi va neanche di andare negli altri posti perché È bastato questo, la vostra presenza, il vostro riscontro. Siete stati veramente esaurienti. mi ha fatto molto piacere. E vi vogliamo dare un grosso saluto. Riposate in pace. Vabbè, ridere come ti si narra di vita. Yes. Beh, grazie. Concludo qui le mie indagini. Ci vediamo alla prossima puntata, ai prossimi video che usciranno del team IMP, l'Infinito Mistero Paranormale. Vi ringrazio e vi ringrazio anche a voi per la vostra presenza. Grazie. Ciao. Spengo.